scolastico siamo nella scuola media Boccardo, che dall'anno scorso fa parte del più grande istituto comprensivo di Novi. È tradizione sotto questo porticato e di fronte a questa lapide commemorare i caduti della Tuara, quindi oggi facciamo una piccola celebrazione. Ci sono i ragazzi delle classi terze e medie presenti e con l'occasione oggi inaugureremo anche una mostra che i ragazzi stessi, appunto in particolare con la classe terza B, con la professoressa da Milano, hanno allestito con dei materiali originari dell'epoca del ventennio, e quindi c'è un filo conduttore che lega insieme sia la cerimonia in ricordo della festa della liberazione e sia l'argomento della scuola e come dire, un messaggio che parte da lontano vogliamo lasciare ai ragazzi, perché con oggi celebriamo, come dire, la liberazione dall'oppressione nazifascista col termine della seconda guerra mondiale, ma è anche un'occasione per ricordare il valore della libertà e che come si vede poi anche nei documenti che sono esposti anche oggi, non era più un valore presente in quell'epoca, no? Non c'era la libertà di parlare, di riunirsi, la libertà di stampa. Quindi direi che sono successe tante cose e in una giornata come questa, in un'occasione come questa, servono soprattutto ai giovani per ricordare che alcuni valori, alcune prerogative, e grazie a tutti di essere intervenuti. Buongiorno a tutti, presenti in particolare i ragazzi. Naturalmente ringrazio il dirigente scolastico e gli insegnanti che ogni anno, oltre che ospitare la cerimonia, ci fanno sempre trovare qualche iniziativa importante, bella, come la mostra che è stata appena annunciata dal dirigente scolastico. E vorrei dire alcune cose. La prima è questa: ogni volta che io vengo a questa cerimonia guardo questa lapide e scorro, oltre che i nomi, l'età delle persone che sono cadute quel 26 aprile. La liberazione di Novi è del 27 aprile, cioè il giorno successivo. Queste persone, quando la libertà era a portata di mano, la democrazia stava per rinascere, queste persone hanno dato la loro vita per difendere appunto quei valori. E tra queste persone ce n'è una che ha 16 anni, aveva 16 anni, cioè quindi era poco più anziana di voi, aveva qualche anno in più. Quindi cosa muove un giovane di quell'età a immolarsi, perché di questo si tratta, e a perdere appunto la vita in un'occasione come quella, quando appunto la libertà era a portata di mano. Muove il fatto che ci sono degli ideali sui quali non si può transigere, ci sono degli ideali come la democrazia e la libertà che sono fondamentali e sui quali vale la pena di combattere e qualche volta perdere anche la vita. In questo caso, in quel caso, molte persone su questo territorio, ma non solo su questo territorio, hanno dato la vita di avere anche idee diverse, di confrontarsi con idee diverse, anche con quelle che proprio non condividiamo affatto. Però oggi questo lo possiamo fare, possiamo condurre le nostre battaglie e cercare naturalmente di far prevalere le nostre opinioni. Questo è un valore fondamentale e dobbiamo solo ringraziare persone come quelle che sono ricordate in questa lapide, perché ci hanno dato questa grande possibilità. Ma ci sono altre persone che possono essere ringraziate, che per fortuna non hanno ricordate. Noi abbiamo, lo dicevo anche l'altro giorno alla manifestazione del 25 aprile, abbiamo in questo mese di aprile fatto alcune
manifestazioni che io ritengo importanti. La prima l'abbiamo fatta alla scuola Martiri della Beneditta, che ricorda l'eccidio che ci fu appunto alla Beneditta, dove morirono moltissime persone per mano dei nazifascisti. E abbiamo inaugurato quest'anno, l'anno scorso la scuola, quest'anno abbiamo inaugurato una sala polivalente che abbiamo intitolato alla maestra Angeleri. La maestra Angeleri era una donna, ovviamente, che la chiamavano la maestra dei partigiani, perché lavorava in Val Borbera, faceva il suo mestiere in Val Borbera, e i partigiani durante quei momenti tremendi. Di queste cose sono piccole storie, ognuna ha la sua storia, sono piccole storie. Bene, questa donna, finita la guerra di liberazione, ha continuato a fare la maestra, proprio in quella scuola, proprio ai Martiri della Beneditta. Ha continuato a fare la maestra e a insegnare a tutti i ragazzi i valori della libertà e della democrazia. E questo è un fatto importantissimo che lega molto questa scuola con la scuola Martiri della Beneditta. Poi abbiamo ricordato Giuseppe Ansaldi, che era un militare della divisione Acqui. Come sapete, la divisione Acqui, come sicuramente saprete, la divisione Acqui, se non lo sapete poi le vostre insegnanti sicuramente faranno degli approfondimenti, fu sterminata sostanzialmente perché non accettò di passare con i nazisti. Questo signore era uno dei pochi superstiti che è deceduto 2 anni fa. Anche questo signore non perdeva una occasione, era sempre presente alle manifestazioni proprio perché continuava a credere negli ideali che l'avevano mosso quando era giovane a fare una scelta che non era per niente scontata, perché tant'è che quasi tutti i suoi commilitoni sono stati sterminati. Infine oggi siamo qua nella vostra scuola per ricordare certamente i caduti della Coara, ma io sono curioso davvero, non lo dico per circostanza, di vedere la mostra che avete fatto, perché è attraverso anche iniziative come quella della mostra che si fanno rivivere gli ideali di allora, è attraverso la conoscenza della storia, della nostra storia, della storia del nostro paese, che si può costruire il futuro, si può immaginare come fare a costruire il futuro. Se non si ha coscienza delle proprie origini è difficile costruire l'avvenire. Quindi io sono molto contento di essere qui questa mattina anche per vedere questa mostra che sicuramente sarà interessante. Concludo con questa ulteriore riflessione. Questi caduti, come tanti altri, come dicevamo, sono caduti per darci democrazia e libertà, ma ci hanno dato anche un'altra cosa, il diritto di scegliere, di partecipare, di poter scegliere il nostro futuro. Fra poco meno di un mese ci sono le elezioni per il Parlamento europeo, per il Consiglio regionale del Piemonte e per il Comune di Novi Ligure. Ecco, è una grande occasione di partecipazione. Non bisogna assolutamente perdere il significato del voto. Il voto è molto importante, è il momento più importante che abbiamo per scegliere noi, tutti noi, chi deve governare il Paese, chi deve governare il Parlamento europeo, la Regione e il Comune. Quindi non bisogna assolutamente perdere l'occasione di andare a votare. Anche il 25 aprile ho finito il discorso con questo ricordo. Il diritto di voto in Italia, il diritto universale, è stato sancito, soprattutto quello delle donne, perché quello degli uomini era stato sancito all'inizio del Novecento.
è stato sancito nel 1945 da un decreto luogotenenziale. Da quel giorno anche le donne potevano votare e votarono nel 1946 per la prima volta per le elezioni amministrative e per l'Assemblea Costituente. Fu un momento importantissimo, ovviamente, perché non si doveva votare solo per il comune, ma si doveva votare per l'Assemblea Costituente, cioè l'Assemblea che poi ha elaborato la Costituzione, che è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Ebbene, io ho letto da qualche parte che una donna che era una commerciante, e alla domenica all'epoca i negozi erano aperti, anche adesso un po' sono aperti, ma all'epoca erano tutti aperti. Chiuse il negozio e appiccicò un cartello sulla porta del negozio dicendo: oggi chiuso perché vado a votare. Cioè questa donna aveva la consapevolezza del valore del voto. Quella stessa consapevolezza dobbiamo averla noi. Dobbiamo avere la consapevolezza che non importa per chi si vota, è importante che le persone vadano a votare, che scelgano il loro futuro. Grazie a tutti. Dell'Ampi locale novese Franco Barella, non riesco ad abbassare, ma possiamo passare. Mi ha giustamente abbassato il microfono. Questi ragazzi che ricordiamo, questi uomini che ricordiamo, questi caduti che ricordiamo oggi, caduti negli ultimi giorni della lotta per la libertà, erano tutti i miei amici, tutti i miei compagni. Forse andrebbe scritto sotto che erano i ragazzi della banda o del GAP, del gruppo di azione patriottica del Franchè, che non va dimenticato. Eravamo tutti dello stesso gruppo, una parte come di noi sono finiti nella 58esima Brigata Est, gli altri sono rimasti qui a continuare la loro operazione. Perché sono caduti? Sono caduti perché dovevano impedire che i tedeschi in ritirata distruggessero, come era stato previsto dal loro capo, dal loro ispiratore Adolfo Hitler, di distruggere, di lasciare terra bruciata dove si ritiravano. Questi ragazzi dovevano impedire in qualche maniera, semidisarmati, non hanno potuto e non hanno dovuto attendere i distaccamenti della brigata che stavano arrivando, perché impegnati in scontri di Lavernia da una parte e sulla zona del Turchino dall'altra. Quindi sono contento, sono lieto che qui tutti siamo qui a ricordarlo, soprattutto per i ricordi dei giovani. Consentitemi di citare perché la loro memoria venga conservata, una frase che scrisse il poeta Edoardo Sanguinetti, il genovese. Ricordiamoli, perché non sa cosa che la setenta de seppellire su ta rumenta. Grazie. Al termine della commemorazione dei caduti della Tuara, a nome della mia classe, la terza B, volevo invitare all'inaugurazione della nostra mostra, frugando in una scatola oggetti e documenti tra fascismo e seconda guerra mondiale. Quando qualche settimana fa ho portato in classe questa scatola, che dà nome alla nostra mostra, non pensavo che in poco tempo saremmo riusciti ad allestire un'esposizione così interessante. La scatola conteneva del materiale che la mia famiglia ha rinvenuto votando la casa di una lontana parente. Si deve a mia mamma Daria il proposito di conservarlo e di prestarmelo per svolgere un'attività didattica, quindi ringraziamenti più grandi va proprio a lei. Infatti, da quello che era una lezione molto appassionante di storia, maneggiando questi documenti è nata l'idea di una mostra per rendere visibili agli altri alunni e alle persone interessate. I materiali esposti sono tutti originali e in ottimo stato di conservazione. Alcuni pezzi sono davvero estremamente inconsueti e probabilmente rari. Attorno al nostro lavoro così improvvisato abbiamo raccolto molti apprezzamenti e per questo volevamo ringraziare
chi ci ha aiutato partendo dal comune di Novi Ligure, che ci ha inserito nelle manifestazioni per la celebrazione del 25 aprile. Proseguendo con la professoressa Carla Fossati, che ci ha messo a disposizione molti materiali aggiuntivi, e con il nostro dirigente professor Mario Scarsi, che non solo ci ha incoraggiati, ma ci ha prestato documenti ed oggetti dalla sua famiglia. Infine un grazie alle nostre bidelle Filomena e Goffreda e a Cinzia e alla segreteria tutta. Il nostro lavoro non è sicuramente perfetto, ma in esso c'è tutto il nostro entusiasmo e l'orgoglio di averlo realizzato e di potervelo tra poco presentare. Una frase del nostro compagno Umberto sintetizza bene il risultato raggiunto. Solo ora mi rendo conto di stare maneggiando una cosa importante ed è bellissimo, ed ora avviamoci all'inaugurazione. Buona visita e siete stati da noi, vi spiegheremo il percorso. È un pezzo unico dei fascisti del Qua invece abbiamo un po' di materiali che usavano satellite, ad esempio c'è un foto, siamo autentico del fascismo, Beto Caprino fascista. Abbiamo anche le medaglie di valore da Rossi, abbiamo dei protocolli, degli action istituzionale, perché sono reperti rari che abbiamo riuniti per temi, grosso modo. Abbiamo anche la stuccia, possiamo fare ti sei preso Però mi fermate al pezzo una cosa che non potevamo immaginare. È una poesia scritta in rima, intestata a Sua Eccellenza Mussolini Roma, firmata in fondo Giuseppe Repelli, Cabella Ligure, 19 settembre 1926. Sicuramente si tratta di una brutta copia perché ci sono delle correzioni. A prima vista noi l'abbiamo letta, l'autore dell'attentato meglio non fossi nato, io per le mie conoscenze, conoscenze di storia dico, è una poesia contro Anteo Zapponi, l'attentatore del Duce, che era un ragazzo di 15 anni di Bologna, che ha attentato al Duce il 31 di ottobre del 26, che c'era la commemorazione della marcia sulle. Ma poi lo leggiamo bene e così non è. Questo è un documento che merita un approfondimento storico, spero di poterci lavorare su.